sul naso a quello lì. Allora, eccoci qua. Tanto stavamo chiacchierando fuori onda dopo Viannuccia, anche ci sono delle manifestazioni molto interessanti che sono organizzate. Dopo andiamo sul tema. Intanto riprendiamo un po' il discorso delle case di riposo, delle rette delle case di riposo e dell'accessibilità effettiva per le persone che hanno problemi e le famiglie di sostenere i costi. Le case di riposo, mi faccio molti nemici, ma non ho problemi di dirlo, hanno delle rette molto alte. Ce ne sono alcune che si può, anche qui non possiamo far nomi, ma se facciamo un'altra trasmissione facciamo anche i nomi, non c'è problemi, perché se le pensioni sono così basse e la retta è il costo di una casa di riposo e per trovare un posto un anno fa, 2 anni fa, non si trovava. Adesso ce n'è tantissimi posti liberi. Per forza perché non riescono a mantenere le Non persone. riescono a mantenerle e poi noi siamo diventati l'Italia, il Veneto, Treviso, Padova, siamo diventati più poveri del solito. E chi ha qualcuno in famiglia, se ha un reddito o una pensione di un certo livello, 1700, 1800 euro, c'è anche chi ha 2000 euro di pensione, ma non sono molti, sono pochissimi, vabbè, questi possono anche tenere il papà, la nonna o qualcuno, metterli in casa di riposo o in altre anche case in questo momento. Ma se sono pensioni basse, io ho citato quelle perché potremmo dire anche di numeri quanti siamo e via dicendo, questi non riescono più a pagare la retta e quanto costa non solo la casa di riposo ma anche altre case che ci sono via dicendo. Bisognerebbe che qua lo Stato intervenisse almeno su questa parte. Una proposta che faremo su un convegno che viene è che chi ha una pensione bassa o la regione o lo Stato deve intervenire, perché è anche un dramma in una famiglia se tu hai un non autosufficiente o un familiare che non si muove praticamente per niente, perché poi queste persone si vedono, sono quasi sempre arrabbiate, giustamente, non sono state e non vengono sostenute o forse, non dico curate perché c'è l'ospedale, ma anche gli ospedali adesso fanno anche lì per tenerti 1, 3, 5 giorni è difficile anche adesso. Noi dovremmo arrivare a una soglia che non deve essere al di sotto dei 700 euro per sostenere un ammalato in ogni famiglia, perché se non c'è questa entrata è difficile anche, e poi nelle famiglie quando ne hai più di uno o due e non hai dietro niente, o magari sei anche, ricordo che molti di questi sono anche in affitto, che devono pagarsi anche, dobbiamo ricordare le cose più basse, non le cose più alte. Adesso nelle case di riposo ci sono posti quanto si vuole. Per chi? Perché Non in tutto, comunque stanno aumentando, non in tutto. Ci sono situazioni diverse da regione, cioè da territorio a territorio, da provincia a provincia. Adesso quindi i 3 sindacati unitari stanno facendo alcune cose importanti, tra poco ne faremo qualcuna, perché noi non possiamo solo parlarne, dobbiamo fare anche, dobbiamo smuovere il più possibile il mondo del sindacato, non solo dei pensionati, anche degli altri, perché gradualmente, se le cose rimangono come sono rimasti adesso, andremo su difficoltà paurose nei prossimi anni e a partire anche dal prossimo, visto che questa crisi non risolve né i problemi per i giovani, non l'ho mai citati oggi, né i problemi per i giovani, né i problemi per i laureati, ma a questi che hanno lavorato una vita facciamoli condurre qualche anno, 10 anni, ma almeno un po' in tranquillità, in pace in questo caso. Ma non è proprio così, insomma, non siamo proprio in questa condizione. Assolutamente. E da questo punto, tornando al punto degli eventi che voi state organizzando, voi avete fatto una manifestazione regionale ancora, tra l'altro a ottobre, recentissima, dicendo che sostenete l'articolo 18 non va toccato. Anche questa è una posizione ideologica o una posizione motivata? Io qua sono un po' controcorrente, lo devo dire, lo dico anche nelle assemblee dove vado. L'articolo 18 forse serve a
a una organizzazione sindacale e ad altri. L'articolo 18 non ha mai licenziato nessuno fino adesso, diciamolo pure, amici delle altre organizzazioni. Dovremmo, vabbè, teniamolo in piedi, facciamo pure questa manifestazione che stanno facendo, ma l'articolo 18, prima dell'articolo 18 ci sono molti altri problemi, di una gravità enorme. È giusto parlarne, è giusto sostenerlo, ma non occorre andare oltre, perché l'articolo 18 non ha mai... Però toccarlo, secondo voi, secondo lei, amplia la possibilità di occupazione, di entrata dei capitali stranieri che fanno investimenti, o ci sono altri problemini da risolvere? Secondo me c'è qualche altro problema da risolvere, che è quello: aumentiamo i stipendi e creiamo le condizioni per far assumere le persone. Perché stranieri in Italia, aziende che vengono in Italia, non può essere non vengono solo per l'articolo 18, infatti. Perché questa è un falso problema. È una cosa che portano avanti alcuni. Ma se noi vogliamo che questo paese vada un po' meglio, dobbiamo creare i posti di lavoro con quello che abbiamo qua. Ma se svendiamo l'Ilva, se svendiamo tutto quello che c'è, la manifestazione di oggi, bisogna che qui il governo faccia qualcosa, perché se non lo fa il governo, se non riusciamo a intervenire su queste grandi aziende che hanno decine e centinaia e qualche migliaia di dipendenti, dov'è che interveniamo? Chi è che ci viene a aiutare? Con la concorrenza europea che abbiamo. Qui, articolo 18, parliamone pure, ma basta adesso, parliamone, ma basta, non è che possiamo andare, parliamo dei problemi, quelli più gravi, aiutiamo chi è in difficoltà nelle famiglie, l'articolo 18 non aiuta quelle in difficoltà. Se poi qualcuno vuole tenerla che è una bandiera, se la tenga questa bandiera, ma spostiamo la nostra attenzione sul problema di chi non ha il posto di lavoro, sul problema di chi è uscito dall'università e dopo 2 anni con 110 e lode, ragazze in particolar modo, non trovano nessuna collocazione. Diamo l'attenzione a queste cose, ecco, più che altre. Io capisco che faccio un po' alzo un po' una barriera, ma guardiamo anche questo prima di altre cose. Ecco, voi dite rivediamo la legge Fornero. In che senso? E c'è possibilità, c'è margine? Io la dovrei, se è il mio pensiero, la cancellerei la legge Fornero per una gran parte, ma ho capito che quando è stata fatta, perché c'è qua poco ricordo di molta gente, con Monti, dove che la Fornero era nel governo di Monti, inizialmente c'era tutto il mondo d'accordo, sembrava che fosse arrivato quello che ha risolto il problema. È arrivata la Fornero e dobbiamo dimenticarci che il presidente di quel governo era Monti, cioè erano insieme con altri ancora, hanno fatto solo disastri, ma quando ci siamo accorti e quando ci si sono accorti? Dopo 5-6 mesi la Fornero ha fatto danni molti di più di quelli che sono stati fatti nei 10 anni precedenti, e al Parlamento non l'ha votata il sindacato, non l'ha votata i cittadini, al Parlamento è stata votata dai deputati, è stata votata dai senatori. Adesso tutti si scandalizzano, ma si scandalizzano dopo? Certo. Perché il taglio delle pensioni... Quindi voi cosa proporreste nel rivedere, se mai fosse possibile rivedere una legge di questo tipo che è andata a toccare le pensioni ma anche il mondo del lavoro? Cioè del lavoro si cerca di rimettere in qualche modo. È andata a toccare in particolar modo il discorso delle pensioni e del lavoro. Il pensione è stata una riforma che continuerà a far mantenere le persone nel proprio posto e i giovani da sarebbe interessante vedere cosa dicevano i ministri su quella riforma, e anche un po' gli italiani, perché sembravano che fosse arrivato il salvatore della patria. Monti, ricordiamoci, non era il salvatore della patria, è un bel burocrate, che ogni tanto ne abbiamo molti in Italia, e la legge Fornero per me doveva essere cancellata. Un governo che ha forza si poteva anche cancellare, ma noi abbiamo avuto persone che hanno dovuto perdere
2 anni e mezzo, 3 anni dopo, 4 anni per andare in pensione, quando potevano andare tranquillamente in questo caso. Ma qui va aggiunto anche che sulle pensioni, se non tagliamo le pensioni d'oro, se non tagliamo certe pensioni a qualunque dirigente dello Stato, qua abbiamo dato 110.000 euro, sono già troppi e non ce n'è neanche uno che ne prende 110, prendono tutti di più. Possiamo anche su una trasmissione, quando vorremo, qui dati precisi come sono, ne leggiamo per 3 minuti. Che voi avete fatto una ricerca, no? Come Will. Sì, sì, noi abbiamo fatto una ricerca. Abbiamo fatto una ricerca che ce l'hanno copiata in tanti, perché siamo andati proprio... Sui costi praticamente. Un'altra cosa, posti di lavoro non si creano con i decreti, ma con ricerca, investimenti, meno burocrazia e tagli a sprechi e sperperi. Ricerca e investimento, quindi un punto forte su cui voi... È il primo in assoluto, perché tutti questi giovani che sono emigrati o sono andati a lavorare nei paesi europei o anche continentali, noi tantissimi sono andati anche in un grandissimo continente che è l'Australia, non si entra più lì, neanche perché anche l'Australia è una situazione di questo tipo. La stessa Inghilterra, che sembrava che arrivasse il mondo, anche lì si è fermato. Non ne parliamo della Spagna perché non si va, non ne parliamo della Francia perché sono in condizioni, non dico come noi, ma in questa condizione. La manifestazione che dobbiamo fare, perché le manifestazioni devono avere anche un risultato, non basta andare in piazza, urlare e via dicendo. Diciamo urlare, esatto, per far capire al mondo che siamo in una situazione molto difficile. Bisogna che abbiamo degli obiettivi, non 10, 5 obiettivi, 3 obiettivi, ma andiamo su questo. Il primo obiettivo è il problema dei giovani, il secondo obiettivo dei giovani, bisogna creare il posto di lavoro per i giovani. Presupposti. Giovani vuol dire ragazzi e ragazze, perché qui il problema ragazzi e ragazze, ma dobbiamo anche... L'altra cosa importante, dobbiamo aiutare un po' anche le famiglie, perché è un disastro le famiglie adesso. Io che parlo con tantissime persone, prima nell'industria sì, ma adesso parli proprio con chi ha problemi, con chi ti pone ogni giorno che non riesce a fare questo, che non riesce a fare quello. Cioè ci sono delle famiglie che hanno tagliato sugli alimentari, cioè su quello che ogni giorno uno deve nutrirsi, hanno tagliato al 40, al 50%. E questo è il problema dei problemi che dovremmo avere. Cioè il sindacato deve avere il coraggio non solo di manifestare, ma di fare tutte queste proposte e anche di mettere in campo alla cittadinanza una montagna di dati. Esatto. La prossima volta possiamo portare dati, parlare solo di dati. Porterà, esatto. Io sto guardando il tempo che vola, abbiamo pochi minuti. Hashtag non stiamo sereni, è stato utilizzato dalle varie sigle sindacali, CGIL, CISL e anche naturalmente dalla UIL. 5 novembre, la giornata nazionale di mobilitazione unitaria dei pensionati. Di promesse non si vive, questo avete sostenuto, perché vabbè, stare sereni è un po' come dire, sta attento che adesso ti arriva. È difficile stare un po' sereni in questo periodo, però è un bel slogan, diciamo che è una bella trovata, certo. Diciamo che è un bel messaggio, è un messaggio molto forte. Sereni è difficile starci in questo momento, anche se uno è tranquillo, ma se si guarda attorno a quello che succede non è sicuramente sereno, non può essere sereno su questa situazione. Facciamo questa manifestazione, è quello che io sono abbastanza soddisfatto, che è quella che la facciamo unitariamente e la facciamo in tutto il territorio nazionale e la facciamo con dei slogan molto importanti, ma con delle richieste importanti. Esatto, quali sono le risposte che voi volete ottenere? Beh, intanto che bisogna prima di tutto aiutare le pensioni basse. Questo governo deve dedicare qualcosa ai pensionati. Non l'ho ancora detto, gli 80 euro dovevano andare anche ai pensionati, che sono quelli che soffrono di più rispetto che da un'altra parte. Quindi questo voi lo sostenete congiuntamente agli altri? Noi lo sosteniamo molto forte, tiriamo via i soldi dove li troviamo?
dalle pensioni d'oro, li troviamo da questi manager che prendono troppi soldi, facciamo dei tagli sulle regioni, facciamo dei tagli anche su alcune province, abbiamo un'infinità di consiglieri regionali, nazionali e via dicendo. Mandiamoli a lavorare una parte di questi. Beh, qui si può portare a casa tutto quello che è possibile per dare gli 80 euro. Io direi, perché non diamo anche 100 euro, che si sente meglio, che capisce un po' di più. Ci sono le condizioni, ci vuole la volontà politica. Infatti. E poi l'altra cosa è il sostegno ai non autosufficienti. Noi dobbiamo sostenere assolutamente. Che sono in aumento, perché poi visto che la sono molto in aumento sempre... adesso, molto di più, anche perché c'è un minimo di benessere rispetto agli altri, ma i non autosufficienti sono quelli che nelle famiglie c'è più difficoltà. Questo dovrebbe essere messo come punto primo su tutto quello che facciamo. E quello che è importante, qui abbiamo 3 proposte, ma sono una quindicina le proposte. No, ma tornerà a parlarcene, perché abbiamo il tempo che è volato. C'è una quindicina di proposte su questa manifestazione. È importante che venga a manifestare non solo il sindacato dei pensionati e via dicendo, ma unitariamente anche tutti gli altri. Unitariamente, ma anche le altre categorie, perché noi abbiamo fatto ci sono anche gli autonomi, tanti movimenti e via dicendo. Gli autonomi, quelli che vogliono manifestare con tranquillità, perché le manifestazioni, se viene fuori qualche problema, parlano che c'è stato questo scontro, l'altro scontro, ma non parlano di contenuti reali. Noi dobbiamo parlare dei contenuti, dobbiamo essere in grado di informare l'opinione pubblica, gli italiani, che siamo in una situazione drammatica per tutta questa parte. Forse devono capirlo e interiorizzarlo qualcun altro, ma gli italiani che vivono le situazioni conoscono le difficoltà, almeno chi le vive, gli altri magari non sono ancora lungi. Allora, la ringraziamo della sua presenza, Grazie a voi che mi avete permesso di dire alcune cose. La riavremo presto ospite, perché certi temi è bene sottolinearli, approfondirli anche con dati tecnici, che voi, visto che fate anche delle ricerche sempre suffragate da numeri che possono essere molto interessanti. Lo faremo una prossima volta. Buon proseguimento e noi ci vediamo naturalmente lunedì. Grazie.